Buongiorno. Prima di tutto un carissimo abbraccio a tutti i fratelli, gli amici di Conigliano e di tutta Italia, perché siamo prossimi nel cuore di questo momento troppo difficile che state attraversando. Noi qui a Garibaldi, Rio Grande do Sul, eh, si sta facendo tutte le prevenzioni suggerite e consigliate tanto dalla comune come dai posti di governo che sono responsabili di questa cosa. Siamo in una città piccola, però abbiamo qui vicino Carlos Barbosa, Farroupilha, una ditta immensa che si chiama Tramontina, forse voi conoscete, e che chiude le porte oggi per fare l'isolamento, che è uno dei consigli più importanti, oltre che stare con le mani sempre pulite, non portare le mani al viso, in bocca, negli occhi, nel naso. Si sta facendo tutti perché la prevenzione è arrivata prima da noi, come eravamo molto vicini di voi, attenti alle notizie, anche via portale adesso, si sapeva bene cosa sta succedendo lì da voi e noi siamo davvero molto preoccupati e molto fraterni in questo momento. Allora qui, prendendo il vostro esempio, si sta facendo le cose prima, come cose di prevenzione. Io lavoro nella segreteria della salute, un'unità di salute, stiamo usando le mascherine, si osserva la distanza di stare lontano dai pazienti, non toccarsi, non abbracciarsi, non baciarsi, però avere nel viso un sorriso che accoglie e che porta appoggio e forza. E è questo anche che si sta facendo per voi sempre. Abbiamo alcuni casi che cominciano adesso a venire per le notizie nelle città vicine e anche alcuni pochi da noi che stanno in osservazione, però un'osservazione seria perché si sa che è una cosa grave e che dobbiamo stare insieme e vicini e fare tutti i consigli che la salute, che la vigilanza sanitaria consiglia. Allora il nostro abbraccio a tutti voi, state sempre nelle nostre preghiere e si sta cercando di fare tutto per contenere questa bravissima, cattiva malattia che prende a tutti noi. Allora grazie, sapete che tutti voi sono i nostri fratelli d'Italia e noi qui stiamo cercando di fare il meglio per proteggere tutte le persone della nostra comunità e anche delle vicine. In Brasile ci sono posti che stanno peggio, come Rio de Janeiro, San Paolo, principalmente San Paolo, che è un posto, una metropoli immensa, diciamo che si fa un paragone con Milano, è proprio così. Allora lì arrivano tante persone di fuori. E questo è una cosa importante anche che si deve osservare, che le persone che vengono di fuori, di Europa e di altre parti, fanno l'isolamento, fanno la quarantena, come si dice, perché la situazione è un po' in tutte parti del Brasile, però più concentrata a San Paolo e Rio. Questo è quello che le notizie portano. Non abbiamo sicurezza di tutto. Però questi posti, anche Porto Alegre, che è la capocittà del nostro stato, Rio Grande do Sul, anche ci sono casi e forse ha successo qualche morte fino adesso, ma anche Porto Alegre i mezzi di trasporto sono praticamente fermi, anche a Rio e anche a San Paolo le città sono praticamente chiuse, osservando le misure di prevenzione e di sicurezza.